Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente la nostra Eucaristia, chiediamo perdono al Signore per tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché non può sostenersi senza di te, non privarla mai della tua guida, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo Signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era leproso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lepra». Naaman andò a riferire al suo Signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lepra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita? Perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lepra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lepra. Forse Labana e Barba, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi». Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato.
tornò con tutto in seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: ecco, ora so che non c'è un Dio su tutta la terra se non in Israele. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano essi a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Lode a te, Signore Gesù. Io spero, Signore, attendo la sua parola. Con il Signore la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti leprosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. La prima lettura e il Vangelo sono fortemente collegati. Gesù cita la storia di Naaman il Siro, l'unico leproso che viene sanato dal profeta Eliseo, e lo fa per provocare i suoi ascoltatori ebrei che si sentono a posto di fronte al Signore, al punto da non cogliere l'iniziativa e la novità di Dio attraverso il suo inviato in Cristo, che loro non riconoscono perché dicono di conoscerlo già. Questa ovvietà in loro non consente a loro di cogliere la novità di Dio, e questo naturalmente è un qualcosa che ci potrebbe capitare molto spesso, a noi oltre che a loro, il pensare di sapere tante cose al punto quasi di prevenire quello che qualcuno ci dice e soprattutto quello che il Signore ci vuole dire. Sappiamo già, conosciamo già quello che può essere importante nella nostra vita, anche quello che secondo noi Dio vorrebbe dirci, al punto che sapendo già quello che altri Lui vogliono dirci, di fatto a malapena sappiamo ascoltare noi stessi, figuriamoci Dio e gli altri. Questo brano lo colleghiamo naturalmente con la prima lettura, questo brano del Vangelo. Naaman il Siro, questo pagano, non appartenente al popolo ebraico, l'unico che Eliseo guarisce. La sua lebbra potrebbe essere il simbolo di tutte le nostre malattie, di tutte le nostre infermità. Quelle acque del Giordano che
che lo purificano attraverso la grazia di Dio. Naturalmente loro sono semplicemente uno strumento. Potremmo dire che quelle acque sono il simbolo di un altro lavacro che rigenera e guarisce da ferite tante volte più grandi, anche se apparentemente invisibili, più grandi delle stesse ferite fisiche, delle stesse malattie fisiche. Quel lavacro è il battesimo, che ridà all'uomo un senso più grande, la scoperta della sua vera identità di un figlio che vive come figlio nella misura in cui sa ascoltare il fratello maggiore, il Cristo, e da lui impara cosa voglia essere uomo perché figlio di Dio, proprio perché capisce che un figlio di Dio capisce anche l'identità più profonda di se stesso come uomo o come donna. Naturalmente l'obbedienza di Naaman non è facile, non è semplice, gli sembra di essere deriso da questo profeta, e anche la nostra obbedienza a Dio tramite i fatti della vita non è sempre un'obbedienza facile. Tante volte non ci è facile neppure chiederci cosa voglia Dio. In questi giorni poi questa ricerca di obbedienza è ancora più ostacolata. Quale senso dare a questi giorni in cui siamo bloccati in tantissime cose nelle nostre attività più normali? Dove sta l'obbedienza che ci chiede Dio? Innanzitutto uno potrebbe dire: Dio in questi giorni mi chiede di non guardare alla mia vita senza guardare anche quella degli altri. E quindi potremmo dire che l'obbedienza che ci chiede Dio in questi giorni è pensarci insieme, ognuno come parte di un tutto, e riguardo le nostre piccole o grandi scelte quotidiane, questi giorni piccole, perché non possiamo fare grandi scelte o grandi cose. In queste piccole scelte il Signore ci chiede di chiederci, di verificarci quello che faccio, soprattutto fuori di casa, è un qualcosa che va contro il bene degli altri. Tante piccole cose che ero abituato a fare ogni giorno è giusto, anche semplicemente farmi la mia passeggiata fuori casa, farlo anche oggi. Sicuramente tanti no, sono frutto di un'obbedienza a un dono grande che Dio ci ha dato, la vita. È un'obbedienza che ci costa, ma è per una chiamata, una vocazione grande, la vocazione all'amore. E tante volte vale proprio quella regola di vita che ci dice: l'amore che non è disposto a qualche sacrificio, a qualche fatica, non è amore, è comodo. Questo Signore nel Vangelo ci mostra la sua tenacia nel dire: vado avanti, nonostante tutto. Lui, profeta in patria, che non è accettato in patria. Lui che per la sua verità, lui che per la sua determinazione non viene accolto, anzi, proprio dai suoi compaesani rischia di essere ucciso prima ancora di arrivare a Gerusalemme per la settimana santa. Però la tenacia di Gesù ci sorprende, quella frase, l'ultima frase: ma egli passando in mezzo a loro si mise in cammino. Tentano di ucciderlo. Questo Gesù recupera non solo la propria sicurezza, ma quasi con noncuranza reagisce a questo tentativo contro di lui di togliergli la vita. Si rimette in cammino, passa in mezzo a loro. Sembra quasi un preludio all'evento della risurrezione. Gesù passa in mezzo alla morte, la attraversa, ne esce, si rimette in cammino verso la casa del Padre per prepararci un posto. Colui che vince il nostro più grande nemico, la morte, ci aiuta a vincere anche tutte le altre situazioni che dovrebbero farci meno paura, anche se ci costano fatica.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita a questo vino sia il segno della nostra unione con la vita divina, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accorgici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Dio, l'offerta che ti presentiamo, segno della nostra devozione, e trasformala per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi veramente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Edoardo, di Emilio, dei fratelli Lamoscello e Fonti, di Emiliano, dei defunti delle parrocchie di Vilanova, Giussano, Castello, Lugnana, Bussa, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a
mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona ad essi al mondo unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Nessuno fu risanato fra i molti leprosi di Israele, ma solo Naaman in Siria.
Preghiamo. Questa partecipazione al tuo sacramento ci purifichi, Signore, e ci raccolga insieme nella tua unità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.